Oggi ho la fortuna di aver conosciuto il signor Tonino Soli, una persona veramente eccezionale, una persona storica. Mi ha invitato per farmi conoscere la sua magnifica realtà e io oggi cerco di fare in modo possibile di riuscire a fare un video che possa risultare carino, perché c'è tanta storia qui in campagna del signor Tonino. Ha cominciato da questo. Lui mi aspetta il vero anfitrione di casa. E... Signor Tonino, buongiorno. Buongiorno. Io la ringrazio tanto per l'invito. Dovuto dovere di questo dovere. Ma di dov'è lei? Io vengo dalla provincia di Roma, Pomezia. Pomezia. Se ne è venuto io dalla Pomezia. Ah sì, ah beh è vero, sì, me l'hanno detto, vicino a Via Mazzini mi pare. Una volta, Sì, sì. a Pomezia. Lui Se a in Pomezia. caso mai lo rientrate lo saluto da parte di Antonio Soro. Non lo so se io ritorno a Pomezia, per il momento sto bene Quindi qui. qua, questa ho fatto un villaggio per ricordare qualche cosa della nostra Barbaglia. Ah, Per dire, qua sono le casette, Sardomos dei rustici, dei più poveri, poi più in qua va è la gente che più sta bene. Poi vedi qua c'è scritto Sallà Anassa, sa terra sa aperta, perché prima erano tutte, non c'erano le chiudende, ah, non c'erano, no, sa certo. terra sa aperta, sa. E poi è scritto su Precone dove era fatto le strade in pietra, dove erano fatte in pietra, poi quello tondo è il cimitero vecchio che c'era a Vodda. Ah, quello là sopra. Che io non l'ho conosciuto però quello. Ah, ok. Però poi tutti in miniatura in Udaghi. Questi sono i sorzizios, da quando ero bambino io giocavamo con questi sorzizios, che erano per giocare i bambini, sono quando si tagliava un piatto, allora non li buttavamo, recuperavamo i sorzizios. E ci giocavate. Per giocare. Oh. Per giocare. Poi, ho cercato di fare la chiesetta. Vedi c'è anche il campanile là dentro. Sì. E qua questa pietra è come che stia pregando alla... Vedi che roba, sì. Bellissimo. Poi c'è pure una sorta di cascatella sopra. E poi c'è questa testa di bue. Quanto tempo è costato? Molto, molto. La prima cosa che devi andare a cercare le pietre dove le trovavi? Quando aravano prima i contadini, le pietre le buttavano in un punto dove non disturbava l'arata. E io le ho cercate, le ho portate e poi quando mi veniva un'idea di fare una cosa iniziavo e la facevo, perché magari il giorno dopo non avevo più idea. E certo, un po' come l'artista, è incredibile, ma guardate, guarda che meraviglia. Questo veramente io le faccio i complimenti. Lassù non riesco a capire se quello è un castello. Infatti lì in quel castello quando sono andato che ha presentato un film il regista Giovanni Columbu a Oristano e a Cagliari, mi hanno chiesto dove era questo castello a Vodda. E le ho detto, prima mi è venuto da ridere, poi è un castello che ho fatto io in miniatura, non ce n'è castello. Non ce n'è castello, certo. Madonna. Vedi qua ho scritto queste parole per ricordare dove si incrociavano, dove c'era un fiume e l'altro affluente, si chiamava San Mistura d'Orzo. San Mistura d'Orzo. San Mistura d'Orzo. Che vuol dire San Mistura d'Orzo? Che si mescolavano le acque da un fiume all'altro. Ah, E questa sorgente è una sorgente che si trovava salendo a Vodda, poi per fare una strada è stata è stata sempre... Ah, capito. E qua c'è la casetta dove si faceva il pane. Sadommo de Code, la casa dove cuocevano il pane carrasau, il pane fresco. Carbone, vedi? Ah, Questo è Sadommo, che c'è scritto là, Sadommo de Sagoluna. Sagoluna, 70-80 anni fa, che cos'era? Era giustizia.
Era la giustizia che andava a piedi o a cavallo per proteggere i pastori e i contadini. Poi qua, vedi qua ho scritto qualche cosa, qua ho scritto via Barbagia Ollollai, che noi facciamo Barbagia Ollollai. O Vodda fa Barbagia Ollollai. Ah, non lo sapevo questo. Vedi, ho scritto via Barbagia Ollollai, che Ollollai si trova quella, poi via Gennargentu. E Sadomo adesso Podestà, quando c'era il fascio c'era in tutti i paesi su Podestà. Sì. E quello comandava. Signor Tonino, lei ha trasformato questa sua campagna in un pezzo di storia pure della Sardegna, di Vodda. Qua per il villaggio, per questo villaggio, è venuta gente, dico paesi lontani dall'Europa, da vari punti, però per il villaggio è venuta gente dall'altra parte, per dire dall'Australia, è venuta 2 volte. La seconda volta volevano portare a me in Australia, pagando tutte le spese loro, per 15 giorni non ero andato. Non ero andato perché c'è troppo caldo. Il murale si chiama Penuccio Cucui. Aspetti che lo facciamo. Chi è che ha fatto il murale che poi vi faccio vedere? Era un tecnico dell'industria di Ottana, però lui da ragazzino, senza aver fatto la scuola di pittore, fa il pittore. E ha fatto questo e l'altro che c'è nella porta l'ha fatto sempre lui, Pinuccio Cucui. Pinuccio Cuccui. Pinuccio Cucui. Questa qui è la casa. Lei non vive qui, lei vive in paese, questa è una casa di campagna. E questo è qua nella nostra Barbagia. Ah, ok. Tutti, quando erano quasi dalla terza elementare, forse anche di prima, ti portavano in campagna per abituarti, anche quando uscivi da scuola. Allora non c'era la scuola mattina e sera, Sì. era solo di mattina. Quando uscivi dovevi andare dovevi essere con tuo babbo perché ti diceva questo lo devi fare così, quello là, essere lavorare la terra, essere a tenere, perché era difficile che non c'era in tutte le case quasi un po' di bestiame, o 10 pecore o 2 mucche, poi in tutte le case allora c'era la capra. Sì. La capra era per il latte del mattino quando si alzavano i bambini. La capra. Quasi in tutte le case c'era la capra. E questa capra ogni tanto c'era uno che era disponibile di questa casa, poteva arrivare anche a 10, 40 capre per pascolarle. Poi di notte quando rientrava ogni capra se ne andava dal suo... No, hai capito che storia c'è? Una cosa proprio comunitaria. Ogni paesano c'aveva una capra, poi uno le prendeva tutte quante, le portava a pascolare e ogni capra poi ritornava a casa sua. È incredibile sta Per cosa. dire, mia suocera, Maria Antonia Lordo, è morta a 102 anni e passa. E a lei, perché non so per quale motivo, la disgrazia, come succede a mia moglie, Certo. l'ha levata una capra. La capra passava vicino alla culla, si impegnava e lei per il latte. E l'ha levata questa capra si chiamava Murrighedda. Murrighedda. Che storia incredibile. Io sono arrivato qui a questa storia incredibile grazie a quello che è stato Vodda del mercoledì delle ceneri. Se io non fossi mai venuto a questa festa incredibile non ci avrei mai avuto la fortuna e il piacere di conoscere il signor Tonino. Ha ricreato, come dicevo, la porcilaia, il pinnetto è magnifico, poi dopo magari cerchiamo di entrare dentro per vederlo. Qui c'è quello che usano pure a volte come maschera, che è la parte, mi sembra di ricordare, posteriore della vacca. Ecco, vedi, questo è dove si alloggiava il pastore. Dove alloggiava il pastore. Su Pinnetto. Su Pinnetto. E cos'era? Lì molte volte si riunivano anche tanti pastori per essere protetti da questa faida, perché allora adesso rubano per diventare ricchi. Allora non si rubava per diventare ricchi, si rubava per famare la famiglia.
2 pecore, 10 pecore. Non è come adesso rubano per diventare ricchi. E rubavano per la fame, perché una volta mio zio le avevano rubato tante pecore, erano prese a portate a Orgoso e avevano già scoperto dove erano le pecore. I bambini, la padrona della casa a Orgoso, la stava cuocendo questa carne. Sì. E i bambini, ma sapessano questa galuotta, la carne non è ancora cotta. Perché avevano fame. Vedi? Porca miseria. Con permesso. Veramente differente da tutti gli altri che ho visto fino adesso. E vedi qua poi c'era questo, e sul recipiente questo faceva il fuoco, poi questo era per misurare il latte e ogni volta che si cambiava il latte, perché pastori grandi non ce n'erano. Ah, Non ce n'erano pastori grandi. E questo era per togliere il recipiente dal fuoco, anche se era solo il pastore. ok, Quando certo. aveva riscaldato il latte lo doveva. E questo era per affumicare il formaggio. E Ok. qua lo mettevano, quando lo toglievano da lì, lo mettevano qua. Sotto sale. Per il Vedi? sale, vedi? Ok. Si metteva qua, non c'era acqua, lo mettevano bene la forma, perché non è che facevano 10 forme come adesso. Va bene, E certo. poi lo mettevano il sale sopra. Dipendeva poi dalla grandezza della forma, lasciarlo 10 ore, 12 ore. Non sbagliavano, Certo. non sbagliavano, non è rimasto nulla. E questa era la centinela. Questa veniva anche usata con il carro a bui. Sì? Quando andava nella strada principale doveva avere questa per accenderla di notte, Ah, si vedeva. E questo si chiudeva, se no il vento lo spendeva. e certo, gli spegneva la fiamma, chiaro. Io ho anche il carro a Vodda. Ah, Se vieni in paese lo vedi, se vieni a casa lo vedi. Capito? e questa qui è la data... E quello il DDT. Ah, il DTT di quando è stato messo... 15, 547. Certo. Forse vedi. Ma no, ma è incredibile. Oh. E c'è quella pianta. Ma la pianta già c'era quando lei ha fatto... Già c'era, quindi lei ha costruito... No, prima non ce n'era, dopo costruito è nata la pianta. È nata la pianta. E nessuno l'ha toccata. E beh. Porca miseria. E nessuno l'ha toccata. Ora entriamo un attimo dentro, però prima stavo facendo vedere il murales che è stato fatto, che ritrae il signor Tonino e tutta, cioè, la storia di pure l'asinello. Pinuccio Cucculi. Ah, Pinuccio Cuccù, qui c'è pure la firma dell'artista. 2014. Porca miseria, incredibile. E poi ha fatto pure il disegno sulla porta. Sì. Poi ha fatto anche il disegno sulla porta. Madonna, lo riprende paro paro. Porca miseria, incredibile. Oh. Vedi, anche lì c'è la sua firma. Ah sì, 2021 questo. 2021. Massa che storia. Peccato che il tempo... E poi ha fatto pure la casa qua E poi vedi, sotto. qua c'è l'area dove ho fatto il documentario del contadino come era 80-100 anni fa. Ah, Qua c'è l'aia dove andavano i bui per fare la trebbiatura del grano. ok. Poi a una parte quando c'era vento arrivava la paglia e lì rimaneva il grano. Certo, certo. E da qua si vede a volta. Eh sì, da qua c'è una bella vista, peccato che la pioggia, oggi il tempo è un po' così, però ci vuole pure l'acqua. Abbiamo avuto anche un grande giocatore di Ovolda che Sì. giocava con l'Inter, Chi è? Gianfranco Mattiori. Ah, Di Ovolda Gianfranco Mattiori, padre e madre. Però il padre di Gianfranco sono pastori tuttora. E il padre non voleva andare a giocare a calcio perché doveva studiare.
Sì. E Gianfranco mentre hanno preso, è andato, è arrivato all'Inter, è arrivato anche alla nazionale, è arrivato. E lui ha una scuola a Oristano, Gianfranco Mattioli. Ma Gianfranco Mattioli. E con quella famiglia noi non eravamo parenti, però era il padre di Gianfranco, era figlioccio del mio babbo. Ah, ok. E mia sorella era figlioccia del padre di Gianfranco. Ah, ok. Ammazza che storia. Pietro Mattioli li chiamava, me. Pietro Mattioli era il papà? Il padre di Gianfranco. Il padre di Gianfranco, Poi ho ok. conosciuto anche il bisnonno io, c'ho anche la fotografia del bisnonno, addirittura aveva quasi 100 anni. Perché una volta abbiamo avuto, io ne ho conosciuto 17 e oltre 100 anni. 17 centenari ha conosciuto lei. 17, tutti oltre 100 anni. E gli ultimi anni ne erano 7, tutti assieme, tutti in vita ancora. 700 anni. Compreso mia moglie, siamo Maria Antonia Loro. Incredibile. Cari, che ha dato bella fontanella, ma guarda che storia. Tutto pietra e sughero poi, eh? Tutta roba. Qua siamo in zona di Sughero. Porca miseria. Qua siamo su più di 800 metri di altitudine, quella montagna è a 1100 metri. Ah, questa Lì montagna c'è un qui. nuraghe, 3 nuraghi assieme, in quella montagna, che abbiamo a 8-10 nuraghi altri. Sì. Per sicurezza, vedi? Questa era una sorta di. È una culla praticamente. L'hanno fatta qua stava bene il bambino, non stava male. No. Lì avevo anche scritto. Però, Queste sono scarpe, eh? le scarpe che usavano sempre i pastori erano le barbari. Acqua non mancava, qua c'è pure una caduta d'acqua. È sempre nella goccia, ma il primo salto fa 8-10 metri, tutto non so. E finisce qua giù, finisce. Certo. E guarda la padella. Qua sotto c'avevi l'orto. No? Questo era l'orto. Sì, questo ho messo ho seminato patata. Ah, ok. Poi anche lì ci sono quelli. Saddomo del suo massaio. Ecco, che cosa me l'hanno anche rubato? No, non ci credo. Mi hanno rubato qualche cosa, infatti. Cioè. È incredibile. Oh. Qua c'è anche quello. Qua c'è sul ferrone per la legna. Allora non ce n'era, la motosega non c'era. E con quello lì ci fa il pane carasau. Ho visto in un video che il pane carasau lo fate lungo. Guarda, Qui. quel video lo vedi. Al video del CD che mi hai Quello dato. che ti ho dato lo vedi. Lo vedi. Non a dire, quelli lì lo vedi. E questo è un aratro fatto di legno. Ah? Questo qui è un aratro Tutto in legno, fatto di legno. Di farlo solo questo, qui. Ah, Solo quello di fare. Tutto l'altro è tutto legno. porca miseria, incredibile. Tutto legno. Vede, questa è una foto che ero andato a Milano, avevo 22 anni. E sono Duomo. Porca madosca. Vedi completamente differente, eh? Mazza. Il camino funziona. Ho creato bene io. Non si una riscalda. Sai che c'è un docente universitario dell'Università di Cagliari con la moglie è veterinaria, però la moglie è di Sassa. Hanno fatto il desiderio di rimanere una settimana qua. Ammazzo. Qua dentro, a dormire qua.
stati sempre per vedere l'altro film. Ah, no. E noi film ne ho partecipato una decina di film. Ammazza. 3 o 4 le abbiamo fatte qua. Adesso l'ultimo è questo che c'erano ieri. Sì? In questo filmetto abbiamo fatto la parte del pastore, una parte. Io con il film è Profumo del Mirto. Profumo di mirto si chiama. Il regista è del continente. Sì. Nel Profumo del Mirto io faccio la parte del nonno. Ah, Il profumo di bambino, il ragazzino, diciamo il mio figlioccio, mi dava a dare il corbezzolo e io lo metto la suppiglietta. Ah. Assomiglia, c'hai un po' del nonno di Heidi pure, Ah? eh? C'hai un pochettino del nonno di Heidi. Boh, sì, no. Comunque mi hanno chiamato questo di quel paese lontano che avevo prima, che ci vogliono 24 ore di volo da qua andare là. Quelli mi vorranno portare là. Ah, Non sono andato. te vanno staccata dalla tua terra. E questa non sai che cos'è. No, questa no. Questa è la saccarrozza antica. Vedi? La carrozza No. antica noi, a noi giovani, ai nostri divertimenti. Guarda. Questo era il freno. Vedi? Questo era il freno. Molte volte in discesa la caricavamo anche di qualche cosa, di ortalizia. Beh, per comodità, Da certo. qua arrivare a Vodola potevamo mettere anche un quintale di roba. Porca madocchio. E questa non esiste più da 70 anni. Te credo. Io l'ho rifatta per ricordarmi. Però l'ho sempre cercato di farla. Ammazza. Vabbè, certo, il freno poi funzionava col pezzo di legno qua dietro, certo. No, guarda che roba incredibile. Vediamo. Wow, ma guarda che storia. Eh, Ce n'è le cose da raccontare, eh? eh, Tante, ne? tanto. Sì. Sono cose da... Sai che in un film di Giovane Cruvo l'abbiamo messo per Agnello. Davvero? A fiocco. Gli hai fatto fare parte dell'agnello. E beh, lo prende un pochettino, guarda che faccetta che c'ha, guarda che bello che è. E niente, io volevo concludere ringraziando il signor Tonino Sol, Tony Sol, che mi ha aperto la porta di casa, mi ha fatto vedere la Sono contento campagna. anche di esserci conosciuti. Grazie. Spero che di ritornare, quando ritorni cercami. Non mancherò senza dubbio. E poi ritorniamo a salire anche su. Va bene. Magari c'è qualche organizzazione.